La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Amici sportivi di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre, ben trovati. Ieri in onda alle 15:30 con la prima parte di Penalty e come al solito la consueta seconda parte il giovedì a partire dalle ore 21 sino alle 22 per continuare ancora a parlare di calcio dilettantistico siciliano. Ieri riflettori puntati sul campionato di Serie D ma anche sul campionato di eccellenza, mentre invece oggi parleremo soprattutto di promozione e di prima categoria e partiamo subito con il girone A. Tanto sono, ti dico la verità, contento perché la squadra ha espresso un buon calcio, diciamo quello che avevamo preparato durante la settimana, perché avevamo preparato una partita sulla pressione forte, abbiamo cercato di pressarli alti, prenderli uomo contro uomo e ti dico che nella buona parte della partita siamo riusciti a farlo, quindi sono contento perché abbiamo messo in pratica quello che abbiamo lavorato. Ti dico la verità, mi posso ormai anche accontentare del punto, in che senso? Perché ho la partita tra le mani e quindi poi capisci bene quando ci sono, a me non mi piace parlare degli arbitri, perché poi la partita è lì, come possono sbagliare per noi, possono sbagliare per loro, però le cose evidenti no, le cose evidenti non mi stanno bene perché nell'1-0 io prendo il gol del pareggio su un fallo laterale che è nettamente nostro. Infatti l'assistente mi ha detto, dice se ho sbagliato ti chiedo scusa, sì ma intanto io ho pareggiato la partita. Però detto questo ti dico la verità, i ragazzi si sono spesi tantissimo, hanno lottato dal primo all'ultimo minuto, in 10 uomini, questo è veramente il cuore della squadra, del Mazzara, di quello che tu hai fatto durante tutto quest'anno e sono contento che oggi è uscito fuori. Mi dispiace perché Cristaldi era rientrato da un infortunio, ti dico la verità, piano piano stava cominciando a prendere la condizione, la fiducia e poi purtroppo una palla mezza e mezza che ci poteva anche qui stare un fallo per noi, è caduto male, a quanto pare forse gli è uscita un po' la spalla e quindi saranno condizioni un po' da verificare. Mi dispiace perché se anche a lui è uscita la spalla significa che purtroppo per quest'anno è finita. Dobbiamo anche nelle negatività dobbiamo riuscire a trarre le cose positive e una tra tutte è questa, che nonostante i 10 uomini, ti dico la verità, sì abbiamo sofferto relativamente su questi palloni lunghi loro, però la mia difesa ha saputo controbattere bene, i vari De Santis, i vari Sallà, i vari Sfar hanno preso veramente bene le misure e loro poche volte nel secondo tempo diciamo, ci hanno impensierito. Però ti ripeto, mi dispiace il fatto di aver raccolto soltanto un punto quando oggi poteva essere veramente la svolta per raccogliere una vittoria ampia, secondo me, non ti voglio dire meritata, però per tutto quello che ne abbiamo trascorso secondo me ci poteva anche stare questo regalo diciamo, per noi.
e invece ti accontenti di un punto, però prendi le cose positive, la squadra ha lottato, la squadra adesso c'ha la gamba, la squadra corre, combatte, non si abbatte nonostante tutto, e di questo sono felice. Quindi speriamo adesso di continuare su quest'onda, dobbiamo cavalcarla. Oggi ho visto già qualche risultato, ho visto che abbiamo preso un punticino in più, anche quel punticino è importante, e quindi andiamo avanti. Sì, ogni domenica diciamo che dobbiamo fare i conti con chi effettivamente siamo. Da questo punto di vista, ti dico la verità, a volte ti mancano anche le parole, e oltre alle parole ti mancano anche i pensieri, perché tu dici adesso cosa devo fare? Niente, bisogna semplicemente fare la conta. Tu considera che oggi Salah, dopo una settimana che non si è allenato, perché su 4 allenamenti che abbiamo fatto ne ha saltati 3, oggi rischiava di non essere alla partita per una distorsione alla caviglia che aveva preso. Nonostante questo l'ho schierato lo stesso, perché giustamente gli ho fatto capire non abbiamo cosa fare, e ha fatto una grande partita. Stessa cosa di Lotta, ti dico la verità, è stato, non ti voglio dire una sorpresa, perché in queste 5 settimane in cui abbiamo lavorato insieme ho visto una bella crescita, e oggi l'ha dimostrata in campo, sia in fase di non possesso palla, che ha fatto un grandissimo lavoro, non so quanti chilometri ha fatto oggi perché veramente ne ha fatti tantissimi, e poi anche in fase di costruzione era sempre presente, non ha sbagliato quasi nulla dal punto di vista tecnico, e quindi è stato veramente bravo, quindi voglio fare i complimenti, ma i complimenti dico poi, i singoli, è bello parlare dei singoli, vanno sempre nel collettivo, perché poi alla fine la squadra è quella la cosa importante. Capisco che siamo in una situazione un po' diversa, è difficile, è una cosa che ci auguriamo, però quei pochi che ci saranno sicuramente ci sosterranno, e noi faremo il possibile per farci applaudire come hanno fatto oggi. Questa è una domanda un po' cattiva, però ti dico che a sprazzi in alcune circostanze cominciamo ad avere qualcosina di grazioso, ma per quello che effettivamente mi piace c'è tantissimo da lavorare. Ti dico la verità, 6 partite sono poche, anzi adesso 5 ne mancano, quindi 5 partite sono pochissime. E ti dico che settimana dopo settimana la squadra, nonostante le tantissime assenze, perché fare allenamento, vi dico la verità, è difficilissimo, perché a volte siamo 12, 13, 14, non siamo mai tutti, purtroppo, per infortuni, per squalifiche, eccetera eccetera, quindi capisci bene che non è facile, però li devo ringraziare semplicemente dal più grande al più piccolo, perché si sono veramente messi a disposizione, mi danno una grande mano d'aiuto. 2 squadre che avevano assolutamente bisogno di punti. Noi ci dobbiamo tirare fuori il prima possibile dalla zona bassa della classifica, e loro perché inseguono, diciamo, l'obiettivo playoff e hanno tutte le carte in regola per centrarlo. Sono contento della mia prestazione, ovviamente, ma soprattutto per l'atteggiamento che hanno avuto i miei compagni fin dall'inizio. Sì, questa settimana con il mister Raffaele abbiamo lavorato molto a livello mentale, perché questa squadra è una squadra strana, perché come abbiamo dimostrato in tutto l'arco del campionato abbiamo alti e bassi, sia a livello di prestazioni che a livello caratteriale. Oggi la nostra preoccupazione era quella di approcciare la partita nel migliore dei modi. Fortunatamente l'abbiamo fatto. Altre volte non l'abbiamo fatto e si sono visti magari risultati con una sconfitta un po' più ampia. Quindi siamo stati bravi e, diciamo, il risultato ci ha anche premiato. Sì, ho avuto la stessa percezione io anche in campo, infatti sono stato ammonito perché magari gliene ho dette qualcuna in più. Però domenica dopo domenica si vedono queste sviste arbitrali, a volte a favore, a volte a sfavore. Oggi a mio avviso era più dall'altra parte, però non voglio pensare alla malafede, perché assolutamente si deve giocare anche contro queste cose a volte. Domenica dopo domenica è importante anche incamerare quel punticino, non lasciare niente, perché alla fine i campionati si vincono e si perdono, o ci si salva o meno per un punto. Quindi da oggi tutte le partite sono fondamentali, anche incamerare un punto smuove la classifica. L'importante è tenere quelli sotto di noi sempre a debita distanza, perché ormai giustamente dobbiamo cercare, il nostro obiettivo è evitare play-out, salvarci direttamente. Oggi meritavamo di essere incitati e gli applausi finali.
È il momento adesso di parlare del girone B. Al Pietro Cangemi di Torregrotta la formazione di mister Giannicola Giunta torna a concentrarsi sul campionato dopo la sconfitta interna nell'andata dei quarti di Coppa Promozione contro il Priolo. Avversaria di giornata la Futura Bro, l'ottava forza del girone B con 33 punti, 2 in più rispetto ai torresi. I brolesi arrivano alla sfida reduci dalla sconfitta interna contro la Nuova Rinascita, risultato che ha rallentato il loro cammino in classifica. Il Torregrotta invece nell'ultimo turno di campionato ha raccolto un pareggio per 1-1 sul campo della Pro Falcone, risultato che mantiene i rossoblù a ridosso della zona centrale della graduatoria. Una sfida equilibrata tra due squadre separate da appena 2 punti. Prima occasione di marca a Torregrotta, Sciliberto recupera palla e calcia centrocampo, palla al lato. Al quinto punizione di Buonasera, sponda di testa di Leo per Battaglia, ma incredibilmente De Marco salva la conclusione del compagno. Al decimo De Marco sfonda sulla destra, Sciliberto serve dentro Cannistra che va di tacco ma non trova l'impatto con la sfera. Al quarto d'ora tentativo dalla distanza di Battaglia che termina di poco al lato. Continuano a premere i locali, Cannistra lotta e recupera il pallone, servizio per De Marco che apre a sinistra da Battaglia che punta l'avversario e cade, calcio di rigore accordato dal direttore di gara. Dal dischetto si presenta Capitan Giordano che apre le danze e porta in vantaggio i torresi. 4 minuti più tardi battono un colpo gli ospiti, Ceraulo apre per Tumeo che calcia bene ma non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz'ora Crisafulli per Buonasera, sfera per Battaglia che crossa per il colpo di tacco di Cannistra, la palla impatta su Galatirando che fa autorete, 2-0 dunque per il Torregrotta alla mezz'ora. Al 33esimo angolo che resta a disposizione di Leo che per poco non trova il tris casalingo. 2 minuti più tardi errore di Arigo che serve involontariamente Ceraulo, il 10 brolese per poco non trova la porta di Campanella. Minuto 40 dalla sinistra Mammana, serve Lenzo che si coordina bene, prende il palo, la palla sbatte su Campanella e Crisafulli di testa salva il risultato. Ultima emozione nella prima frazione di gioco ancora di marca brolese, Ceraulo serve al limite Tranchita che si sistema la sfera sul destro ma calcia al lato. Tramonta così sul parziale 2-0 la prima frazione di gioco. Passiamo con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. 3 minuti al rientro in campo delle formazioni. Prima occasione di marca Futura Brolo, la sfera arriva a Collura, filtrante per la corsa di Ceraulo che calcia però addosso all'estremo difensore Campanella. Al 55esimo altro recupero palla di Cannistra, l'11 apre a destra per De Marco che si prende gioco dell'avversario e incastra la sfera all'incrocio dei pali. Eurogol al Pietro Cangemi per il 3-0 della compagine di mister Giannicola Giunta. All'ora di gioco tocca a Coppolino rilevare Battaglia. 3 minuti più tardi sfera per Collura che calcia, Tranchita devia la palla ma Campanella salva in corner. Al 65esimo cross dalla destra, Campanella non è perfetto, la sfera sbatte sul braccio di Cannistra, tutto regolare in questa occasione per il direttore di gara. Al 67esimo corner per Ceraulo che insacca ma di mano, si resta dunque sul 3-0, niente da fare per il vice capocannoniere del girone B che ci aveva provato con la mano di Dios. Al 70esimo dentro Rasà per Cannistra, 5 minuti più tardi punizione di Giordano per la deviazione di Arigo, la sfera arriva a De Marco che va in acrobazia,
4-0 e doppietta personale. L'ex Riviera sale a quota 7 in campionato con la maglia torrese. Nel finale dentro Mangano e Viscuso per Crisafulli e Sciliberto, dentro anche Spadaro per De Marco, ma non c'è più tempo. Il Torregrotta si impone con un poker sulla futura Brolo. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Allo stadio Ilardo di Lascari scocca l'ora del derby delle Madonie tra la capolista Lascari Cefalù e il Gangi che cerca lo sgambetto alla prima della classe, partita molto intensa, molto vivace, fin dai primi minuti, tant'è che dopo 9 giri di lancette attacca subito la squadra di Comito con la discesa sulla destra, il pallone messo in mezzo dove c'è Justice Bocciuei, il quale si libera, spara col destro da posizione molto defilata, ma riesce comunque a metterla alle spalle del portiere del Gangi ed è 1-0 in favore della capolista con Justin Bocciuei che torna al gol al quarto d'ora. Punizione telecomandata di Ivan Tarantino che sorvola di poco la traversa, ma poi torna a farsi sotto il Gangi che in una delle prime sortite offensive trova il gol del pareggio con questa perla da parte di Idrissa Camarà, battuto man mano. E 1-1 all'Ilardo, grandissimo gol di Camarà che di fatto sblocca la squadra biancorossa. Al 25esimo attacca dall'altra parte con Bocciuei il Lascari Cefalù, la palla messa in mezzo per Moccero, la conclusione è debole, soprattutto poco angolata, parata dal portiere, ma da qui in poi sarà quasi un monologo del Gangi che attacca al 26esimo con questa azione sulla destra conclusa da Bustos, palla fuori non di molto alla mezz'ora, ancora Gangi che attacca, questa volta sull'out di sinistra dopo questo bellissimo cambio di gioco. Alla fine il pallone arriva dalle parti di Camarà che è molto meno preciso rispetto all'azione del gol e manda la palla sopra la traversa. Poi un'azione offensiva da parte del Lascari Cefalù, la porta è praticamente sguarnita ma ci pensa Ogbonda a salvare sulla linea, a sostituirsi al suo portiere, a negare il 2-1 all'Ascari, ma occhio perché Ogbonda nell'ultima azione del primo tempo sarà protagonista dall'altra parte, colpo di testa vincente arrivando dalle retrovie come un treno sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e allora l'ex difensore del Geraci porta il Gangi in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo, ma la ripresa invece si apre con il botto, calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, serie di batti e ribatti, serie di tocchi, alla fine colpisce la traversa Moccero che ritrova poi il pallone dopo la respinta e mette al terzo minuto il gol del 2-2, riporta in linea di galleggiamento la capolista e poi corre con rabbia ad andare a prendere il pallone perché c'è una partita da provare ad andare a vincere. E 3 minuti dopo sul calcio di punizione di Tiscione, altro colpo di testa di Moccero indemoniato in questo avvio di ripresa, la palla esce di pochissimo, poi un po' di minuti in cui il Gangi riprende le misure all'avversario e al minuto 68 questo diagonale da parte di Suarez attraversa tutto lo specchio della porta. Poi è Bustos che insieme a Camarà va a recuperare un bel pallone sul lato destro, il numero 10 serve proprio Bustos che arriva a tu per tu con man mano, ma anche grazie alla rimonta di Tarantino non inquadra la porta dovendo calciare in maniera troppo rapida. Poi al 77esimo Suarez dal limite colpisce la traversa, la palla poi rimbalza fuori dallo specchio della porta. Lascari Cefalù un po' in blackout, una delle prime volte dall'inizio della stagione in cui questo accade, ma poi al minuto 81 con Pastorella ha una grande opportunità, la spreca mandando la palla sopra la traversa e di fatto questa l'ultima azione della partita. Lascari Cefalù bloccato sul pari dal Gangi nel derby delle Madonie. Allo stadio Stefano Lamotta, nella 25esima giornata del campionato di promozione, i rossoblù di mister Picone demoliscono il Città di Villafranca con un netto 4-0, confermando di avere il miglior attacco del girone con 60 reti all'attivo. Prima del fischio d'inizio, il pubblico ha tributato un toccante omaggio a Davide Fiordaliso, giovane scomparso prematuramente, uno striscione sugli spalti e un minuto di silenzio osservato dalle due squadre schierate a centrocampo hanno dato il segno di quanto la comunità nicosiana sappia restare unita anche nei momenti di dolore. La partita si sblocca al 14esimo con Dolce che insacca di testa la distanza ravvicinata per la sua terza rete stagionale. Il Nicosia cresce al 41esimo la doppia con Lopez che sfrutta un preciso assist su rimessa laterale di Nunez per firmare di testa il 2-0. Per il bomber argentino è la 15esima rete in campionato, la 20esima considerando anche la Coppa Italia. Ancora un colpo di testa chiude il primo tempo al 47esimo sugli sviluppi di una punizione di Dolce che crea scompiglio nell'area ospite, irrompe il difensore Peters e deposita in rete il 3-0.
Il Villafranca di mister Caragliano prova a reagire nella ripresa, ma al 54esimo così cala il poker, in contropiede Nunez si lancia sulla sinistra, al limite dell'area e serve Dolce che salta anche il portiere e sigla la sua doppietta personale. Con queste vittorie Nicosia balza al secondo posto a quota 54 punti e consolida la presenza in zona playoff. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta contro la Luntina, decima in classifica con 32 punti. All'andata i biancorossi si imposero 4-1 e la voglia di confermare il trend positivo è più viva che mai. È la volta adesso di parlare del girone C del campionato di promozione. Dopo la vittoria pesante al Nuccio Marino di Belpasso firmata dalla punizione di Gallo, torna tra le mura amiche l'ACI Sant'Antonio per proseguire la propria marcia verso il podio. Lo fa sfidando il Sant'Alessio. Sant'Antonesi che devono vincere per rimanere al terzo posto, ospiti, reduci invece dalla vittoria contro la Cibonaccorsi e con ormai poche pretese da questo torneo. Partenza un po' a rilento degli uomini in maglia nera, prova allora a farsi notare in avvio il Sant'Alessio, break di Olivera che trova Arias tra le linee in verticale per il taglio di Martin, sinistro del 7, debole. Poco dopo ancora ospiti, stavolta su punizione, pallone scodellato in mezzo da Olivera, torre sul secondo palo per Arias che di testa colpisce il palo e poi Martin col destro non trova lo specchio. Risposta Sant'Antonese con Barbagallo che ritrova la sfera subito in mezzo per Sciuto che si gira bene ma chiude debolmente verso la porta. Qualche minuto dopo ancora padroni di casa. Qui Cannone ad impostare, va in avanti alla ricerca di Barbagallo che di testa fa quel che può, poi sbaglia tutto Moreno che non allontana, recupera Caserta di nuovo per Barbagallo che da 2 passi spara alto sopra la traversa. Vicinissimo al vantaggio l'11 in maglia nera, ma è solo il preludio di quanto accade al 36esimo, punizione dal limite, parte proprio Barbagallo che calcia questa sediata qui, sinistro forte all'angolino, Riccardo Barbagallo la sblocca lui 1-0. Punizione fantastica del centrocampista sant'antonese, Mancino che taglia l'erba e butta giù la rete per il vantaggio dei padroni di casa. E adesso spinge come l'ACI Sant'Antonio da azione di rimessa laterale. Sciuto, Caserta e Barbagallo dialogano per arrivare a Fichera, tutto solo a sinistra, punta e va sul sinistro, appoggio facile per Licciardello che entra e porta con tutto il pallone. Ha raddoppiato l'ACI Sant'Antonio e Eugenio Licciardello 2-0. Azione clamorosa dei padroni di casa da destra a sinistra con 3 tocchi. Timing di inserimento perfetto del DS che ha spaccato la porta al 42. Ma non è ancora finita qui, minuto 46. Caserta, giocatona sulla destra, sgusciare via, poi tocco per Fichera che vede l'inserimento di Sciuto che solo davanti al portiere si fa respingere il primo tiro. Al secondo tentativo a porta vuota fa 3-0. Cala il tris Denis Sciuto col suo marchio di fabbrica, l'inserimento da dietro, altra super azione dell'ACI Sant'Antonio che chiude così la prima frazione. Nella ripresa si riparte dai padroni di casa alla ricerca del poker, angolo di Caserta al quarto d'ora che scambia con Sciuto, poi punta l'uomo e col destro la mette sul secondo palo, torre di bella per Licciardello che da 2 passi manca la doppietta. A metà tempo poi è Gallo ad impostare sulla linea mediana, lancio col contagiri per Motta che vede il portiere fuori dai pali e prova col mancino, vicinissimo al 4-0. Il
fatto poi non accadrà più nulla e sarà questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Triplice fischio al Comunale di Aci Sant'Antonio, vincono i santantonesi contro il Sant'Alessio e torneranno in campo sabato contro l'Atletico Messina. Quinta vittoria di fila per il Riviera Nord che continua la sua corsa con personalità e carattere. Al Sorbello Stadium i biancorossi superano 1-0 un Bronte combattivo e anche sfortunato, capace però di dimostrare di valere più dell'attuale posizione in classifica. 3 punti pesanti che permettono alla squadra guidata da Mister Broccio di consolidare la zona playoff, confermandosi tra le formazioni più in forma del girone C di promozione proprio nel momento cruciale della stagione. La gara si accende subito, dopo pochi minuti è il Bronte a farsi vedere con il suo bomber Saccullo che in scivolata prova a deviare l'invito di San Filippo ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Il Riviera Nord replica al 12°, Portovenero cade in aria dopo un contatto con l'esperto refice. I biancorossi protestano chiedendo il rigore ma l'arbitro lascia correre. Con il passare dei minuti cresce il Bronte che alla mezz'ora sfiora il vantaggio. Spitaleri si trova davanti alla porta ma Capilli è superlativo e con un intervento decisivo tiene il risultato inchiodato sullo 0-0. Gli ospiti insistono e al 40° ci prova anche Caruso con un destro al volo che sfila di poco sopra la traversa. Prima dell'intervallo si rivedono i padroni di casa con il calcio piazzato di Brancato, ma la sfera termina larga. Ci spostiamo nella ripresa, il Bronte torna subito pericoloso con una punizione velenosa di San Filippo che costringe ancora Capilli agli straordinari. Il Riviera Nord prova a rispondere con Buda, ma l'azione viene fermata per fuorigioco. I biancorossi però alzano il ritmo e al 65° sfiorano il gol con una spettacolare sforbiciata di Portovenero che si stampa sul palo alla destra di Citraglia. La pressione dei locali aumenta e le occasioni si moltiplicano. Prima Ambriano calcia di sinistro sfiorando il montante, poi Roll prova la conclusione di destro ma il pallone sorvola di poco la traversa. Il forcing del Riviera però viene premiato all'86° quando Portovenero dal fondo mette un pallone teso in mezzo. Ambriano prova la deviazione sulla traiettoria, arriva lo sfortunato intervento di Spartà che batte il proprio portiere Citraglia. Autogol e Sorbello Stadium in festa e la rete che decide la partita. Il Riviera Nord conquista un successo prezioso e sale a quota 38 punti consolidando la 4ª posizione in classifica. Il Bronte, nonostante una prestazione generosa e diverse occasioni create, resta fermo a 27 punti al 7° posto. La Cibona Corsi fa valere la legge del campo di casa, riscatta il 3-1 di Sant'Alessio, soprattutto superando 2-1 l'Atletico Messina, amplia il divario rispetto alla zona a rischio, comunque mai messa in conto nell'arco di questo girone di ritorno. 5 turni alla fine, 10 punti di vantaggio proprio sui peloritani. Vince la seconda gara di fila in casa il tecnico Eugenio Seminara che, dopo alcune incertezze iniziali, culminate con una sfortunata autorete di Sferrazzo sugli sviluppi di un angolo ospite quando sono trascorsi 3 giri di lancetta, e con una maxi occasione avversaria firmata Barbarosa, supera l'Ampass prendendo con lo scorrere dei minuti quota. Divenuto per Scorciapino che mette in mezzo e trova Previti, poi Sferrazzo per Strano che penetra in area crossandola in direzione di Nicosia, l'Atletico si copre e allontana la possibile minaccia. Quindi alla mezz'ora Isaia per Nicosia, corridoio per Divenuto dal limite anticipato in calcio d'angolo sul più bello il capitano. E allora, soluzioni da lontano per aggirare la muraglia, niente di fatto sul destro di Isaia e ancora Nicosia per Racca che sale a destra, il suo ruolo oggi è terzino, Previti c'è e blocca. Il clou al 42°, Strano da fuori. Impegna il portiere in volo con un gran destro dopo aver trovato il varco da quasi 30 metri. Calcio d'angolo per la Cibona Corsi, batte la spina Francesco Racca sul primo palo al volo con straordinaria coordinazione, fiacca la resistenza dei messinesi e la pareggia così, entrando anche in quota marcatori della prima squadra col primo gol in campionato che a questo punto mette ufficialmente in rampa di lancio i padroni di casa per l'aggiudicazione dei 3 punti. Prima dell'intervallo c'è ancora Aci Bonaccorsi in cronaca, Strano. Isaia è divenuto tutti di testa, c'era Suolo al lavoro al limite per un cross respinto corto, la spina da fuori, alto. E proprio dal numero 4 ricominciano i locali nella ripresa subito pronti a pungere per il sorpasso. Sull'asse Nicosia Isaia, palla in mezzo, deviazione decisiva che spiazza Divenuto.
Una parentesi, Atletico Messina adesso, Barbarosa ha la seconda occasione sul conto, stavolta per ripassare e stavolta di testa, quindi è Capizzotto a calciare fuori da buona posizione. Emozioni a ripetizione da una parte e dall'altra, quarto d'ora, libera Sferrazzo, un fallo laterale ospite. Nicosia invita al lancio lungo Cerasuolo, tra Previti e Garufi si intromette Divenuto, ma tra lui e il 2-1 c'è un palo di troppo. Poi il capitano combina con Strano, conclusione da dimenticare. Supremazia Aci Bonaccorsi premiata al minuto 23. Strano per la spina, largo, c'è Tonzuso dalla destra, cross, palla nel mucchio, si tuffa Previti, in agguato Andrea Isaia, pronto a raccogliere la respinta, la decide lui. Tiro secco, 2-1 Aci Bonaccorsi e questo il gol partita. Il terzo per il centrocampista in stagione a coronamento di una prova straordinaria. Gol che potrebbero essere 3 per i padroni di casa. Strano sventaglia su Nicosia che arriva ad un passo dalla segnatura negatagli solo dal portiere Peloritano. Entrano Pandolfo per Divenuto e Viglianisi per Cerasuolo, così Seminara con 2 cambi ai box in attesa del finale e appunto finisce così. Aci Bonaccorsi batte Atletico Messina 2-1. Giallo-verdi che volano in mezzo alla classifica, prossimo appuntamento a Mister Bianco, mentre la promozione lancerà il countdown in vista del finale di stagione. C'è grande soddisfazione nella nostra squadra, felice anche per la prestazione. Sì, è vero, abbiamo regalato i soliti primi 5 minuti e questa è una costante, però poi non posso assolutamente rimproverare nulla ai miei ragazzi, anzi hanno fornito una prestazione direi molto efficace, perché abbiamo costruito il gioco, abbiamo creato, abbiamo sbagliato anche un gol a porta libera, dico su distrazione loro, però la squadra ce l'ha messo tutto per portare a casa un risultato positivo. Noi quello che volevamo era la vittoria, ci siamo riusciti contro una squadra molto ostica che domenica scorsa aveva battuto la Valdinisi con attaccanti forti fisicamente, quindi diciamo che abbiamo fatto un passo importante verso quello che è il nostro obiettivo di quest'anno. Da stasera sono 10 punti di vantaggio che avete proprio sull'Atletico Messina. Questa è una vittoria spartiacque perché vi consente di fatto di blindare la salvezza, proprio perché l'Atletico Messina occupa l'ultimo posto utile per i play-out. Adesso potete guardare con serenità, però c'è qualcosa che manca, che sono i punti in trasferta. Sì, questo è vero, noi ci andremo a giocare tutte le partite, anche perché finché non c'è la matematica non possiamo assolutamente mollare. Sì, ci può essere magari un po' più di tranquillità, ci alleneremo con un altro clima, con un clima più sereno, però dobbiamo fare bene fino all'ultimo, perché è così. L'arma per poter avere la meglio sul Mister Bianco, che è la prossima squadra che affronterete sabato. Il Mister Bianco ha bisogno di punti, un'ottima squadra, ben allenata, quindi sarà un altro osso duro, ma noi se mettiamo la stessa cattiveria agonistica, la stessa voglia e determinazione che avevamo dimostrato anche nella partita col Belpasso, ce la andiamo a giocare con tutti. Poi le partite sono decise spesso anche da episodi. Sì, assolutamente, era una vittoria fondamentale, già ce l'eravamo detti durante la settimana, comunque ci siamo allenati bene, sapevamo che se avessimo giocato come abbiamo sempre fatto e come abbiamo dimostrato di saper fare non sarebbe stato un problema, avremmo messo un passettino in più verso il nostro obiettivo primario, ovvero la salvezza. Abbiamo confermato un gruppo che l'anno scorso alla fine dei conti è risultato perfetto, diciamo, per l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Ovviamente avevamo l'obiettivo di migliorarci ulteriormente rispetto all'anno prima e per ora sempre lo stiamo facendo, visto che già, se non sbaglio, abbiamo superato i punti dell'anno scorso, quindi è la strada giusta, speriamo di continuare così. Fuori casa non sempre abbiamo dato il massimo, ma sabato prossimo sarà sicuramente la partita giusta per dimostrare le nostre qualità anche fuori da Aci Bonaccorsi, visto anche il campo che sicuramente ci permetterà di giocare meglio e di dimostrare le nostre qualità. Facciamo 2 dediche, una per il gol e una per la vittoria. Bene, allora per il gol mia madre, per la vittoria mio padre. So di aver lasciato la squadra in buone mani e ho fatto l'utile e dilettevole, ho potuto più dedicarmi alle mie attività e sono contento della prestazione. Sicuramente a livello, torno ad essere mister, si poteva fare qualcosa in più, però siamo contenti, diciamo, abbiamo messo già quasi una matematica salvezza, ancora mancano diverse giornate, perciò posso ritenere più che soddisfatto.
Dedico in particolar modo la vittoria di oggi a mia figlia Noemi, che fa un grandissimo lavoro dietro le quinte per la Cipona Accorsi da 2 anni a questa parte, perciò la dedico senza dubbio a lei e chiaramente a tutto il gruppo in seconda battuta. Però la principale è mia figlia, che veramente si dedica tanto tempo per questa società, dedica tanto tempo e la dedico a lei. Passiamo a una situazione abbastanza delicata, che è quella della gestione del campo comunale. Quali sono in particolare queste problematiche e se è emerso qualche episodio che si riferisce a questo? Qua il calcio non lo vogliono da Cipona Accorsi, perciò c'è poco da discutere. Noi siamo soli, abbandonati a noi stessi, non si vede nessuno dell'amministrazione comunale. Forse è venuto una volta o 2 volte l'assessore allo sport. Ha 2 anni che aspettiamo il bando che non esce per la gestione del campo. 2 giorni fa ci hanno mandato una PEC di diffida per 350 euro di morosità che dovremmo pagare del campo, e non si vergognano a fare queste cose. Io non so, io penso che il sindaco ne è al corrente. Quando mandano delle diffide credo che il primo cittadino è al corrente delle cose che succedono, almeno credo, nel comune suo. L'assessore allo sport è scomparso e noi fino all'altra volta che ci hanno bruciato, perché per il divertimento del sindaco e non so di chi, di questi fuochi d'artificio, ci hanno bruciato lo striscione. Abbiamo regolarmente pagato i soldi, abbiamo regolare fattura, aspettavamo da loro delle risposte che non sono mai venute. Abbiamo rivalutato l'impianto, l'abbiamo dipinto, abbiamo sistemato gli spogliatoi, abbiamo comprato le reti nelle porte. L'altra volta c'è stato con l'uragano, si è staccato un pezzo dalla tribuna e a spese nostre col cestello abbiamo speso migliaia e migliaia di mila euro in questo campo. Paghiamo lo zio Santo, che è una persona per noi importante, io lo voglio bene, lo dico pubblicamente, però è stato presentato per custode del comune, è una persona abusiva che noi paghiamo, io e Mirabella, con sacrifici, ma molto contenti perché fa un grande lavoro. Il comune non fa niente, il comune poi usufruisce del nostro custode, che è diventato nostro personale, usufruisce e poi si affitta il campo a terze società e prende dei soldi, perché noi provvediamo anche alla pulizia dei spogliatoi tramite questo signore, ripeto, che noi ci teniamo, ma è agli occhi di tutti. Cosa dobbiamo fare? Cosa c'è più da fare qua? C'è solo ad andarsene. Io ora parlerò con Mirabella e vediamo un pochettino, completeremo la stagione con tanti sacrifici come abbiamo fatto in questi anni. Siamo ormai qui assodati nel territorio, non voglio più parlare con loro. Non ci costringe nessuno a fare calcio qui e con molte probabilità penso che noi togliamo il disturbo, perché così non si può continuare. Non c'è nessuno, neanche una pacca sulla spalla per dire ragazzi vi serve qualcosa, niente. Mi dispiace per i 4-5 elementi più assidui, ma abbiamo diverse persone da Cipona Accorsi che ci seguono, per le persone che ci seguono, per i nostri sponsor, ma con molte probabilità sicuramente andremo via da Cipona Accorsi, perché è diventato impossibile veramente ricevere da imprenditore, lo dico con molta umiltà, perché non siamo imprenditori miliardari o milionari, ma quando arriva una diffida di 350 euro perché dovevamo pagare a gennaio per questo campo che procacciano e si affittano grazie a noi a terze società, veramente diventa veramente vergognoso. La parola è vergogna. E mi dispiace dirlo in una giornata di gioia per noi, per la vittoria di oggi, perciò io non voglio parlare più di questa storia. Ancora mi devo confrontare anche con gli altri nostri soci dirigenti della società. Avevamo un pensiero di pubblicare questa diffida proprio per svergognarli, perché ormai non c'è più niente da fare, non c'è più da avere timore. Io sono arrabbiato, ma fortemente, perciò purtroppo mi ha fatto una domanda e scusate se mi sono dilungato, ma penso che mi capiscono gli addetti ai lavori e tutti gli sportivi dello stato d'animo che dobbiamo avere noi, che siamo veramente mortificati da questa gente. Si informano quando ci vuole per gestire una squadra di promozione, sacrifici che facciamo io, Mirabella e tutti gli altri piccoli soci che ci danno una mano, e ringraziamo gli sponsor per questo, ma ci vogliono un sacco di soldi. E allora non scherzate con queste cose con le persone, che quando ti arriva una PEC di un certo rilievo ti devono arrivare per cose importanti, no per 300 euro che le spendiamo in 2 secondi. Perciò io e Mirabella abbiamo dato quello che dovevamo dare al nostro direttore generale, ma non vogliamo avere niente a che fare con loro.
Dopo le vittorie contro il Bronte e quelle in Coppa contro il Santa Croce si chiude il miniciclo di 3 partite in 7 giorni per il Santa Venerina. I rosso-giallo-blu puntano decisi al tris e sfidano oggi un Atletico Catania alla disperata caccia di punti salvezza. Prima azione offensiva dei padroni di casa, da Calì a Magri. Avanza a testa alta 17. C'è Scapellato, servito, scambiano i due. Di nuovo Scapellato. Riapre verso Calì. Calì va a destra da Lopez, si fa vedere Biondi, servito, di prima verso Mongelli. Sponda per Sinata e di prima per l'inserimento di Lopez. Avanza a destra il numero 2. Lopez, uno sguardo in mezzo, il cross morbido sul secondo palo per Carbonaro, che di testa sblocca subito il punteggio. Una splendida azione di 11 passaggi per iniziare il match, 18 in campionato per Nino Carbonaro. Rimessa laterale di Lopez per Mongelli, spalle alla porta, difende la sfera, bel cross verso Carbonaro di testa, ancora Nino Carbonaro, ancora di testa, 19 in 20 partite e già 2-0 dopo 8 minuti. Prosegue il grande avvio del Santa Venerina, Calì verso Scapellato, di prima per Carbonaro, allunga con un campanile nella zona di Sinatra, duello con Palazzolo. Sinatra riesce a passargli davanti e sottargli la sfera, Sinatra, una finta, Sinatra evita il ritorno di Camatè, prova a giro, non trova la porta. Biondi avanza palla al piede, fa salire a destra Calì, attacca con tutti gli uomini il Santa Venerina, da Calì a Carbonaro, si gira in libertà, Carbonaro punta la porta, serve Sinatra, Sinatra ci prova dal limite, fuori di un soffio. Angolo per la squadra di Calvaruso, lo batte Scapellato, scambio con Magri, di nuovo Scapellato, traversone verso lo stacco di Gulli che centra il palo, poi allontana la difesa. Magri riceve da Scapellato, poi vede Sinatra, suggerimento per il 10, attacca sulla tre quarti, Sinatra, la Veronica deve evitare un avversario, Sinatra col destro, il palo gli dice di no. Mezz'ora di gioco, rimessa lunga di Lopez, verso Mongelli che si difende da Cultraro, poi la mette in mezzo per lo stacco di Sinatra, un altro legno per lui, sfortunatissimo. Padrone di casa che guadagna un piazzato interessante dalla sinistra, sul punto di battuta c'è Sinatra che va direttamente in porta, sorprende Russotti e a furia di provarci ci riesce, salvo Sinatra, 17 in campionato con la specialità della casa, il calcio di punizione, quinto per lui in questa stagione. Atletico sotto di 3 gol prova una reazione, qui Randis però sbaglia il passaggio, lo intercetta Sinatra che va subito in verticale per l'inserimento di Fabrizio Scapellato. Scapellato prova il sinistro dal limite, una traiettoria a pallonetto che beffa Russotti, ancora segna il numero 8, nono sigillo in campionato per lui. Gli ospiti provano fin da subito a rendere il passivo meno pesante nella ripresa, punizione di Stefo dal limite, la palla finisce di poco fuori. Magri recupera palla, l'affida ha trovato, poi scarico su Sinatra. Sinatra alza la testa, grande lancio nella zona di Lopez, super controllo di Lopez col petto, Lopez si presenta in aria, steso da Cultraro, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dal dischetto va Mongelli che spiazza Russotti e firma il 5-0 ed è anche il quinto gol con la maglia del Santa Venerina per lui, l'8º stagionale. Il cerdello, braccato da 2 giocatori, riesce a passare e serve Foti, Foti avanza, un'esitazione, poi il suggerimento al centro per Conè, calcio di rigore stavolta per l'Atletico. Dagli 11 metri va, Foti intuisce Maniscalco ma non ci arriva, accorcia le distanze all'Atletico con Foti. Ultimo cambio per mister Calvaruso, fuori Sinatra, dentro Spampinato. Magri comincia lui l'azione dal basso, serve Calì, non c'è spazio, si ritorna indietro da Maniscalco. Maniscalco sbaglia il controllo, ne approfitta Conè che gli porta via la palla e poi in qualche modo riesce a segnare col tacco, accorcia ulteriormente le distanze all'Atletico con Conè. Ultimi minuti di partita, corner di Vittorio, allontanato dalla difesa, però Vittorio ha un'altra chance, va all'1 contro 1. Vittorio, il traversone per Mongelli, lo stop di petto, poi l'assist al centro per Magri, Magri il controllo, Magri poi con la punta. Giornata di gloria anche per Marco Magri, il classe 2006 al primo gol in campionato. Il Santa Venerina chiude in bellezza la settimana perfetta, 3 vittorie in 7 giorni. Un successo mai in discussione quello odierno, in cui la squadra di Calvaruso ha dimostrato la propria superiorità in lungo e in largo. Per il rosso giallo-blu lo striscione del traguardo si avvicina sempre di più. Le distanze dalla seconda in classifica, 13 punti, sono rimaste inalterate. Proprio la seconda in graduatoria, la Ionica, sarà il prossimo avversario del Santa Venerina allo stadio Bucalo. Una partita che si preannuncia dalle 1000 emozioni, visto anche il valore dell'avversario, che nel girone di ritorno ha vinto tutte le partite giocate. E chiudiamo a questo punto il campionato di promozione parlando del girone D.
Allo stadio comunale Ciccio Scabellato di Scili rende visita all'Agragas di mister Sebbi Catania, formazione che arriva all'appuntamento con il morale alto dopo la vittoria a tavolino ottenuta contro il Frigentini non presentatosi lo scorso weekend al comunale di Aragona. Soprattutto però durante la settimana è arrivata la vittoria nell'andata dei quarti di finale di Coppa, quella per 3-1 contro l'Orlandina, che dà slancio ulteriore alla stagione del gigante. Dal canto loro però i padroni di casa arrivano rinfrancati dal successo dell'ultimo turno sul campo della Vigorgela, che ha permesso di salire a quota 16 punti in terzultima posizione in classifica. Di seguito l'11 del gigante: Manna, Camilleri, Ferotti, Messina, Vizzini, Gatto, King, Giama, Marrone, Ten Lopez e Tripoli. Partiamo con il film del primo tempo, pronti via all'ottavo. Gatto lancia verso l'area di rigore, il pallone respinto sui piedi sbagliati, quelli di Silvio Tripoli, che la gira al limite dell'area di rigore all'angolino basso e fa subito 0-1, si sblocca il risultato. L'Agragas è avanti sul campo dello Scicli. Al 13esimo ancora un tentativo di lancio, però sul versante opposto a cercare Napolitano, il numero 9 dello Scicli, aggancia anche bene in corsa, poi spara con il destro, la mette però ampiamente alta. 17esimo ancora Gatto, va da Ten Lopez, lo scambio con King. Del Lopez in area di rigore, cerca il destro potente sul palo del portiere, colpisce però l'esterno della rete. 24esimo calcio di punizione, Giama sul punto di battuta, cerca in area Camilleri, svetta il numero 2, mette in difficoltà Fidone, poi cerca nuovamente Tripoli di battere verso la porta, miracolo del portiere sulla linea, rimessa laterale per l'Agragas, la spizzata di Ten Lopez, il pallone respinto ancora sui piedi di Gatto, la rimette dentro, deviazione e poi il tocco, quello decisivo sull'uscita di Fidone e di Marrone, che fa 0-2 e alla mezz'ora mette una seria ipoteca sul successo del gigante sul campo dello Scicli. Bello il guizzo in area di rigore firmato Mirko Marrone al 36esimo, l'ultimo squillo della frazione, la punizione di Fusca che termina sul fondo. Finisce così il primo tempo, l'Agragas conduce con merito 0-2 sul campo sempre difficile dello Scicli grazie alle reti di Tripoli e di Marrone. Siamo pronti a raccontarvi del film del secondo tempo. Al 58esimo la prima chance offensiva con Cappello, che cerca e trova lo scambio col compagno, prova la conclusione il numero 7 neoentrato, la mette oltre la traversa. Al 67esimo entra un Niemi in casa Agragas, finisce la partita di Tripoli, autore del gol del vantaggio. Al 70esimo dalla sinistra sponda Ten Lopez, cerca Marrone al limite dell'area, la conclusione del numero 7 si coordina bene ma calcia centralmente. All'80esimo entra Rizzo per Vizzini, siamo ormai nel finale di gara. All'83esimo c'è un calcio d'angolo per l'Agragas, spizzata di Ten Lopez che arriva a King sul secondo palo, sembra tutto fatto per il tris ma il pallone termina alto. All'85esimo da King a Marrone, gioca bene la formazione di mister Catania, Ten Lopez a botta sicura sfiora anche in questo caso la via del gol. 86 entra Tavella, esce Marrone e poi finisce così al Ciccio Scabellato e vittoria per l'Agragas che batte 0-2 lo Scicli. Decisive nel primo tempo le marcature di Tripoli e di Marrone. Non è arrivata la risposta che serviva dopo il KO di Ragusa ai ragazzi di mister Gianfilippo Di Matteo. Quella tra Sera di Falco e Canicattini è stata lo specchio della stagione dei biancazzurri, ottimi nel creare, meno nel concretizzare, ma bravi successivamente nel riacciuffare e riportare in equilibrio una gara che vinta avrebbe potuto significare tantissimo. Bravi ma poco cinici è la replica di mister Di Matteo, con i facchetti subito proiettati alla trasferta di Noto di domenica prossima. Abbiamo dominato l'avversario per più di 90 minuti, abbiamo avuto sempre il pallino del gioco, loro sono venuti qua già dal sesto minuto per pareggiare la partita. Un atteggiamento secondo me non so nemmeno come definirlo onestamente. Abbiamo giocato a calcio, abbiamo fatto delle belle trame di gioco, abbiamo creato tantissime occasioni da gol. Diciamo che il pareggio più che altro non sono stati bravi loro, ma siamo stati pessimi noi. Dovevamo vincerla questa partita, era importante per noi vincere questa partita vista la mole di gioco, visto l'intensità, l'impegno dei ragazzi. Purtroppo oggi a livello di risultato secondo me abbiamo fatto un passo indietro. A livello di gioco io devo fare solo i complimenti ai ragazzi perché, ripeto, abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto veramente una grandissima partita a mio modo di vedere. E ovviamente quando esci tra gli applausi del pubblico o tra i complimenti di avversario, addetti ai lavori, società, fa ancora più male onestamente. Perché quando fai, ti ripeto, quando fai questa prestazione devi portare a casa i 3 punti, devi essere più freddo, più cinico sotto porta e purtroppo non lo siamo stati e questo secondo me fa male, ce lo porteremo dietro.
Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, la seconda parte della nostra trasmissione, mentre vi ricordo che la prima parte va in onda il mercoledì alle 15:30. In quel caso parliamo soprattutto di Serie D e di eccellenza, mentre invece nella puntata serale del giovedì alle 21 riflettori puntati soprattutto sul campionato di promozione, ma anche sul campionato di prima categoria. E parliamo proprio di prima categoria con le schermate riguardanti i risultati, le classifiche e le sue immagini. C'è sempre Giovanni Grazioso sulla strada della riscossa del San Pietro. Sua questa punizione ed il secondo gol di fila da palla inattiva dopo il rigore del Mazzola una settimana fa per un'altra vittoria a cortomuso a tinte rossoverdi. Dal Campanarazzo alla NB, in gare dal pronostico tutt'altro che scontato, vista la classifica disperata per entrambe, il San Pietro ha ripreso il feeling con la vittoria che si era smarrito nel momento clou della stagione. Adesso c'è un secondo posto riacchiappato al volo in 180 minuti, 41 punti, 4 lunghezze dallo Sporting Indipendenza, sempre primo, 0-0 nel big match di ieri col Tremestieri che insieme al San Gregorio segue a 2 lunghezze. E attenzione al calendario, domenica c'è Indipendenza, San Gregorio, ma tornando a guardarsi in casa propria, il San Pietro arriverà alla roventissima sfida dell'ultima giornata proprio con la capolista, dopo Motta e Sant'Anna, quasi definitivamente salve. Questo il quadro. La partita di ieri si è giocata prevalentemente a una porta, come poteva immaginarsi. In avvio, assist di Pistorio, colpo di testa, scatto di Febbraio che si accentra, sfera un destro al limite, sfiora il montante. Mistretta quasi del tutto inoperoso. Per la difesa, qui al lavoro con Grasso, una domenica di ordinaria amministrazione. Sempre il difensore, in cronaca ma in zona gol, su angolo di Carbone, niente da fare. Poi Serrano, marcato stretto, tenta una girata senza troppa precisione e Genovese a buon gioco per poi salvare in maniera determinante questo pallone con protagonisti Torre e Pistorio, ma l'occasionissima è soprattutto del capitano alla mezz'ora. Seguita a breve da un'altra, sempre firmata dai centrocampisti, più la Spina che di testa cerca l'angolo ma senza risultati. Per poi metterci più precisione e impatto deciso col pallone su cross di Palmeri, ma anche qui il San Pietro deve rimandare l'esultanza a ora da destinarsi. Montante sfiorato su punizione da Neri, altra possibilità gol che nel finale di tempo è sul piatto destro di Serrano, e qui sono serie polveri bagnate che esaltano Genovese tra i pali. Rimane il tempo, sempre all'interno della prima frazione, per vedere questo cross di Carbone e Torre che non arriva a correggerla, mentre Palmeri si imbatte nel muro azzurro sul prosieguo dell'azione. Cambio campo ed è sempre San Pietro, cross di Carbone, Neri del limite, fuori bersaglio. Poi va alta una punizione di Pistorio, replicata pericolosamente dall'altro lato dalla NB. E veniamo al clou.
Lascia febbraio, entra Grazioso che Tirendia, conservato in panca, scalpitante. Prima del gol partita, Torre ci riprova da fuori, assistito da Neri e della prova generale del momento topico. Minuto 18, Grasso per Di Benedetto dalle retrovie che invita allo scatto Grazioso. Attaccato alle spalle, si procura una punizione da oltre 20 metri. Il compasso è aperto, l'attaccante rossoverde fa 2 su 2 in 8 giorni e l'1-0 tanto cercato arriva così come una settimana fa, ma stavolta con una magistrale punizione. Entra San Gregorio per la Spina. Il 7 va subito all'assist. Serrano di testa si divora il raddoppio per poi salutare. Mentre in campo al posto di Palmeri c'è Cariotti, vicinissimo al 2-0 con questo colpo di testa da distanza ravvicinata su suggerimento di Torre. Nel finale, momento thrilling in area San Pietro. Celi, subentrato nel frattempo a Carbone, mette la parola fine a questo potenziale pericolo. NB in avanti con tutti gli effettivi sugli sviluppi di questa punizione. Scatta un contropiede avviato da Neri, ma né Spadaro né Grazioso riescono a spingerla dentro per la stangata al risultato, che rimane in bilico fino alla fine. 1-0 per il San Pietro al triplice fischio, un'altra vittoria di misura in quello che è diventato un vero e proprio torneo senza sconti per nessuno. Con il consueto rullo dedicato al campionato di prima categoria abbiamo concluso lo spazio di penalty, in onda il giovedì alle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi ci vedremo chiaramente mercoledì a partire dalle 15:30 ed in quel caso parleremo di Serie D ma anche del campionato di eccellenza. Appuntamento a tra 7 giorni.